Dopo 11 mesi di preparativi, il grande giorno sta per arrivare. Domenica prossima, 8 settembre, Schio si tingerà d'azzurro per l'amichevole Le Piramidi Cup con la Slovacchia, anticipata alle 18:30 della nazionale maschile di Mauro Berruto. Un appuntamento di primissimo livello per uno sport dai grandi numeri in provincia di Vicenza. Crediamo che sia veramente un ulteriore segnale della vitalità del nostro movimento pallavolistico. Infatti abbiamo ricevuto una grandissima accoglienza da parte dell'amministrazione comunale, che ringraziamo, e anche stiamo ricevendo un'eccezionale risposta da parte degli appassionati che affolleranno il palasport. Il tutto esaurito testimonia la sete di pallavolo di alto livello. Dopotutto Vicenza è una provincia di riferimento nel panorama pallavolistico nazionale. Abbiamo una grande fortuna, che è quella di raccogliere una popolazione di grandi appassionati di pallavolo, appassionati ed appassionate, perché è uno sport dove la componente femminile è di alto spessore, e il nostro movimento, con l'8ª posizione assoluta a livello nazionale, dice la sua. Gli azzurri arriveranno sabato sera da Cavalese, dove avranno già disputato una prima amichevole con la Slovacchia in preparazione all'Europeo, e domenica mattina svolgeranno una seduta di rifinitura a porte aperte nell'impianto scledense. Fischio di inizio alle 18:30, arbitreranno i veneti Zanussi e Sessolo. In bocca al lupo agli azzurri e che sia una grande giornata di sport.